siamo qui in compagnia dei conduttori della serata. Mamma mia, che emozione trovarmi con loro in questo momento, con Maurizio Chierchia, o meglio Viviani Chierchia, e poi con Ada De Rosa, la mitica Ada De Rosa. Buonasera ragazzi. Grazie di averci ospitato, ovviamente. Anche noi siamo emozionati. È vero, questo è il secondo anno che abbiamo il piacere di condurlo insieme. No, sono molto contenta di essere qui questa sera. Uno, perché adoro la famiglia Napolitano. Oltre a Davide, la madre e il padre sono delle persone eccezionali e questa esperienza è stata meravigliosa per due motivi, almeno per quanto mi riguarda. Uno, perché ho conosciuto delle persone fantastiche, e due, perché lo scopo di questa manifestazione comunque era quella di aiutare le persone che hanno tanto bisogno, e quindi con pochi soldini veramente abbiamo aiutato la ricerca, che è l'associazione LAIL, che ci ha dato la possibilità di aiutare le persone che hanno più bisogno, perché noi sappiamo che la manifestazione è in onore di Vincenzo, il fratello di Davide, che sono sicura che in questo momento sta guardando lo spettacolo e si stia divertendo anche lui. Sì, possiamo dire a coloro che ci stanno seguendo che è una serata direi condensata davvero di emozioni, e non lo diciamo solamente perché siamo davanti alle telecamere, ma perché è quello che davvero si vive quando Davide ci contatta per questa serata. Infatti riprendo un momento che c'è stato proprio tra me e Ada, quando è salita sul palco la famiglia di Davide e Vincenzo. Si è molto emozionato ed è stato un momento molto toccante, perché sentito, perché sincero. Poi Davide quest'anno ha scelto di comunque contribuire con una raccolta fondi all'associazione AIL, che è un'associazione molto importante a livello nazionale, e infatti ringraziamo anche i responsabili dell'AIL, perché non è affatto semplice anche avere queste associazioni in manifestazioni anche piccoline, perché poi lo dobbiamo dire, comunque siamo piccole manifestazioni di beneficenza in confronto a manifestazioni nazionali, e c'erano alcune persone nel pubblico che dicevano Maurizio, guarda, posso dirti che si percepisce l'emozione che avete anche voi sul palco, e ognuno di voi cerca di trasmettere qualcosa in questa serata, quindi direi che per me è stato una riflessione, un complimento veramente bellissimo, perché tutti quanti quelli che sono qua stasera ci mettono il cuore, come anche voi e anche la redazione di streetnews.it. Un grande bacione a tutta la famiglia Napolitano, che adoro e che voglio un grande bene, e anche a Vincenzo, che io lo dico, e sono straconvinta che lui è qui e si diverte con tutti gli angeli che sono lì, perché lui è un angelo. Ciao streetnews.it, seguiteli.